Benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo una ricetta davvero buona. Si tratta di una frittata. Chi è disposto a non mangiare una buonissima frittata? L'ingrediente principale, eccolo, la ricotta. E questo ci permetterà di fare la ricetta della frittata di ricotta alla siciliana. Un piatto davvero buono che faremo al forno, e quindi ecco qui già la foto dell'ottimo risultato, davvero buono e squisito, buona visione, ed ecco gli ingredienti. Gli ingredienti che useremo per questa frittata sono 4 uova, 500 g di ricotta, un pizzico di sale, pangrattato quando basta, all'incirca 60-80 grammi, una cipolla che già abbiamo tagliato in modo sottile, abbiamo 60 g di formaggio grana, abbiamo anche del prosciutto cotto, sono 2 fette tagliate in modo sottile, quindi 60 grammi, e un po' di prezzemoli. Andiamo a realizzare la ricetta e per questa volta mi aiuterà la mia mamma. Ok, buona visione. Iniziamo con la ricotta. Questa ricetta è una ricetta semplice, la faremo al forno, così rompiamo le uova. Cosa diceva? Allora, aggiungiamo? Cosa vogliamo aggiungere? Prosciutto. Allora, il consiglio della frittata è che le uova non devono essere battute ma girate. Girate, non sbattute, perché non ha schiumare, capito? Mettiamo la cipolla, abbiamo anche il prosciutto cotto, eventualmente potreste forse mettere anche il bacon, però vi verrà un po' più salata. Diciamo che è un'ottima idea quella del prosciutto. Aggiungiamo il formaggio grana. Un componente in questa ricetta che forse può ancora migliorare il sapore sono i piselli, che noi non abbiamo. Però facciamo lo stesso questa ricetta. Fate anche voi la prova aggiungendo dei piselli se ce li avete, anche surgelati, perché poi andranno nel forno e il risultato sicuramente sarà ottimo. Così vedete, siamo quasi verso la fine. Dobbiamo mettere giusto un po' di pangrattato, come vi dicevo all'inizio, per far raddensare questa frittata che poi andrà al forno. Ma già la consistenza è ottima, vedete? Così abbiamo questo pangrattato che in realtà abbiamo frullato dei crackers, ma mettiamo un altro pochino. Abbiamo già acceso il forno e per capirci la consistenza di una buona frittata dovrà essere alquanto pastosa. Ecco il sale, quanto basta. Non vi ho detto preciso quanto è il pangrattato, perché in base alle uova che userete poi vi dovete voi un po' equilibrare. Così ci siamo, l'ultimo pizzico di pangrattato, e vedete la consistenza della frittata come modi polenta, o come possiamo dire, no, dentifricio no, perché dentifricio di questi colori non ne trovate. Come una crema, ecco. Ok, andiamo, vabbè. Ci siamo. Allora adesso continuiamo la ricetta e se volete potete vedere anche il video della frittata di patate, e vi lascio adesso il link, e dopo continuiamo con questa ricetta. Bene, così abbiamo qui la teglia, vedete, abbiamo messo la carta da forno e mettiamo un goccino d'olio, anche per fare un effetto dorato se poi andiamo a capovolgere la nostra frittata. Così vedete, spalmiamo bene con la carta. Sentite la mia voce, ma non sono ancora in compagnia, le mie mani sono libere.
Allora vedete, stiamo passando la frittata in questa teglia. Cosa ne pensa di questa frittata? Niente, l'aiutante non vuole commentare questa ricetta. L'aiutante mamma. La mamma è sempre la mamma. Allora vedete, così possiamo metterla per bene in questa teglia. Un'ottima idea sia per un antipasto ma anche per fare una cena leggera insieme a un'insalata con degli amici. Ecco, potete anche voi fare altre varianti, ma una buona frittata non si rifiuta mai. Diciamo che sono tutti d'accordo per una frittata, anche un'idea veloce se arrivano degli amici a sorpresa. Bene, siamo quasi al termine, adesso la inforniamo. Abbiamo il forno a 180 gradi e la lasceremo all'incirca una ventina di minuti. Puliamo bene la nostra ciotola e completiamo. Ci vediamo dopo quando inforniamo la frittata. Allora io la volevo infornare ma la mamma mi ha detto di no, quindi adesso mettiamo ancora un filo d'olio. Perché mettiamo l'olio? Per fare dorare la nostra frittata. Adesso abbiamo anche un altro pochino di pangrattato che sicuramente può migliorare anche l'aspetto visivo più che il gusto, e questo viene tutto dall'idea siciliana della cucina di mettere pangrattato dappertutto. Va bene, così questa volta siamo pronti. Quanto tempo ci vorrà in forno? 20 minuti, ok. Andiamo a infornare la nostra frittata, così avviciniamo, il forno già è caldo. Mettiamo nella parte a metà del forno e aspettiamo. Io qui ho un timer, così non sbagliamo. Andiamo su 20 minuti e aspettiamo. A dopo con l'ottimo risultato. Bene, così 20 minuti sono passati. Possiamo sfornare, vedete, è pure gonfiata. E adesso andiamo a vederla da vicino. Ecco qui la frittata, vedete? Perfetta, adesso che l'abbiamo sfornata anche è tornata un po' normale. Questo per l'effetto delle uova. Vi consigliamo di tenerla 3 minuti in più al forno, proprio perché così possa venire perfettamente cotta. Buon appetito a tutti e adesso lo andiamo a mettere in un piatto. Così ecco, passiamo qui, accendiamo, vedete? Nel piatto. Adesso buon appetito a tutti, provatela anche voi. Bene, così anche per questa volta siamo alla fine del video. Ecco il risultato. Grazie a tutti di aver seguito questa ricetta e vi volevo ricordare che Basilico Channel continua ancora con tante altre ricette. Grazie a tutti che seguite il canale e cosa dire, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, potete azionare la campanella per avere le ultime novità e grazie a tutti e vedete le oltre 200 ricette di Basilico Channel, ma soprattutto le tante ricette siciliane, come ho fatto già la frittata di patate alla siciliana o addirittura potete vedere come fare i cannoli siciliani. Buon divertimento a tutti e ci rivediamo qui con la prossima ricetta. Un saluto da Basilico Channel, il profumo della buona cucina. Ciao!